sinistra verso Massimo Salustri che prova ad avanzare, arriva il suggerimento verso Bartoli che conclude col sinistro e porta in vantaggio la squadra ospite. 1-0 del Borussia, segna Bartoli, 1-0 al 18esimo. Da parte della difesa del Borussia che può partire in contropiede, verticalizzazione verso Bartoli che va alla conclusione, doppio rimpallo, poi la palla rimane lì, alla fine viene messa in rete, assist di Bartoli dopo il tiro che pesca un compagno che va a realizzare questo secondo gol del Borussia, raddoppio da parte degli ospiti, lo Steaua costretto a inseguire nella ripresa. Compagno che infatti salta un avversario, scarica sulla destra, attenzione a questo triangolo dello Steaua che si chiude con addirittura il gol da parte del numero 20 che salta a 3 uomini in mezzo all'aria e segna Gheana. Siamo 2-1, cerca di tornare sotto lo Steaua. Precisissima, attenzione, la palla ancora recuperata dai giocatori romeni, arriva il tiro e il gol, 2 pari dello Steaua. Di secondo tempo, ancora Gheana all'indietro verso Tenea che gira per il numero 11 che va alla conclusione ed è un gol bellissimo di Negoita, 3-2, incredibile rimonta dello Steaua che in 9 minuti ne fa 3, si porta in vantaggio. Calcio di punizione, parte la Borussia, conclusione, gol dopo la deviazione, segna Patrizio Chiodo e siamo 3 pari, partita incredibile al 14esimo minuto.